Potenziare i consorzi fidi, e questa è l'unica soluzione per favorire l'accesso al credito e crescere. E questa è la richiesta avanzata da Maria Carmela Folchetti, Presidente di Confartigianato Sardegna, alla Regione nel corso di un convegno che si è tenuto ieri a Cagliari. I prestiti all'artigianato tra il dicembre 2013 e lo stesso mese del 2014 sono diminuiti dell'1,6%, è stato sottolineato, scendendo sotto quota 900 milioni con una variazione negativa di 15 milioni. Ha sottolineato l'associazione di categoria. I finanziamenti a questo settore rappresentano solo il 7,4% rispetto al totale assegnato all'intero sistema produttivo dell'isola, pari a 12 miliardi di euro. Questo a fronte del fatto che l'artigianato rappresenta il 25% di tutto il sistema produttivo sardo. La situazione creditizia delle imprese, soprattutto di quelle di piccola dimensione, rimane critica, ha sottolineato Maria Carmela Folchetti. Un credito sempre più scarso e costoso blocca le opportunità di sviluppo, scoraggia gli investimenti e rallenta i processi di innovazione tecnologica. Pronta la risposta dell'assessore alla programmazione della Giunta Pigliaro, Raffaele Paci, presente all'incontro. Secondo l'esponente della Giunta, grazie alla riorganizzazione dei consorzi fidi già approvata dalla Giunta e ora all'attenzione del Consiglio regionale, ci saranno dei sicuri miglioramenti. 4 i principi base ispiratori della riforma: premialità per incentivare i consorzi, regole chiare e uniformi per tutti, rendicontazione efficace e rete di sicurezza.